convegno con vere personalità di spicco, tra tutti un nome solo, quello di Sergio Bonanzinga, che è un etnomusicologo, oserei dire di caratura internazionale. Il filo conduttore è ovviamente Riposto e la sua tradizione di cantastorie. A Riposto nasce una scuola di cantastorie, scuola ovviamente tra virgolette perché si tratta di scuole orali, che faceva capo ad un grandissimo maestro che era Orazio Strano. Poi c'è un'altra scuola che mi tocca citare, che è quella di Paternò, che faceva capo al grande Ciccio Busacca. A Riposto la nostra associazione da circa 25 anni opera sul territorio per riportare in auge questa antichissima arte, che poi in Sicilia ha preso dei canoni particolari, che oggi fanno del cantastorie siciliano e in particolare dello stile ripostese una vera e propria istituzione culturale. A Riposto esiste un museo del cantastorie siciliano da circa un anno, quindi si tratta di una collezione unica al mondo, che vi invito anche a venire a visitare. Comprende una collezione di cartelloni, di foglietti che vendevano i cantastorie, e poi c'è un po' di tutto, chitarre, dattiloscritti, dischi, eccetera eccetera. La scuola del cantastorie ripostese in effetti si differenzia da quella paternese per alcuni passaggi. Innanzitutto il declamato, mentre la scuola paternese usava il raccontato, quindi Busacca era, diciamo così, più lento, teneva l'ascoltatore sempre su un filo di lama, l'ascoltatore pensava: e adesso cosa succede? Adesso cosa succede? Invece Strano declamava veloce. Questa, diciamo, è la differenza sostanziale. Un'altra differenza importantissima consiste nel fatto che Strano riusciva a prendere la nota di intonazione dell'attacco del canto senza aiutarsi con l'accordo di chitarra, che invece sottolineava successivamente la voce, cosa che invece non è propria della scuola paternese. E mi preme dire che alcuni canoni sono uguali, come per esempio l'uso del cartellone e comunque lo stacco tra il cantato e il declamato o raccontato, che sono tipici del cantastorie siciliano.